live, siamo ritornati live dopo un'estate di caos. Cosa dire, ragazzi? Ci siamo riseduti su una sedia, quindi, o meglio, è il periodo in cui si ritorna seduti al computer perché la stagione si sta smaltendo. Approfondiremo l'argomento centro stampa proprio perché è arrivato il momento di stampare le foto, far vedere le foto, consegnarle e tutto quello che ruota intorno ai nostri servizi fotografici. Però già siamo abbastanza, quindi possiamo immediatamente chiamare il nostro coach. Buon pomeriggio, Buonasera, coach. buon pomeriggio. Come stai? Gianmarco, per ricordarlo a chi non lo sa, è il nostro business coach ormai da qualche anno, nonché anche babysitter in certi casi, dipende dai casi, però è una figura importantissima nella nostra azienda. Se non lo conoscete, Gianma, vuoi dire qualcosa? Dico. Ma sì, rompo abbastanza le scatole, quindi penso mi conoscano o mi scopriranno durante questa diretta. Ok, e gli ospiti di oggi non sono stati scelti a caso, ma sono stati scelti perché tra i nostri clienti sono stati quelli che hanno utilizzato bene il nostro servizio stampa. Naturalmente, perché dico questo? Perché è un servizio nuovo, è un sistema nuovo e ci sta che ancora qualcuno non ha capito qual è il potenziale, come si può attivare, qual è il tempo che devo impiegare per far sì che inizi il tutto o che faccio il primo test. Quindi gli ospiti di oggi sono due fotografi che stanno utilizzando da mesi il nostro centro stampa e hanno fatto l'esperienza completa, quella di consegnare le loro foto, venderle al loro cliente, ricevere un feedback dal cliente e ricevere le commissioni dei loro guadagni. Quindi, ladies and gentlemen, Davide Mellone, Buonasera a direttamente tutti. da Nord Italia, quindi non abbiamo scelto per la posizione geografica, ma siamo molto distanti, e Mirko Matera. Benvenuto Mirko. Ciao a tutti, buonasera. Andremo in ordine, io farò il presentatore della situazione, quindi in ordine Davide si racconta al volo, che dici? Va bene. Chi è Allora, Davide? È la domanda. chi è Davide Mellone? Davide Mellone è un fotografo, fa fotografie fondamentalmente di famiglie, quindi mamma e maternità, matrimoni, raramente comunioni, ma comunque di famiglia in genere, per cui quello è il mio core business. Adesso la percentuale maggiore è il matrimonio, seguito a ruota dalle donne in maternità. Benissimo. Da quanti anni eserciti questa attività, Davide? Ormai stiamo arrivando quasi a 20 anni di lavoro con partita IVA, perché poi la passione comincia da molto, molto prima, ovviamente. Ok. Però Posso che chiedere? dimmi. Dimmi Davide. Stavo dicendo che mi sono buttato, sono 15 anni abbondanti. Per curiosità, le donne in maternità sono le spose? Anche mi è capitato di fare proprio l'iter della famiglia, quindi le foto di pre-wedding, le foto di matrimonio, le foto di maternità e le foto col bambino o bambina. Sì, quello è bello come iter, Come cioè filiera. esatto, dovrei sfruttarlo meglio, ma quella è una questione di marketing e quindi okay. Devo Okay. parlare con te. Okay. Grazie Davide, fra un po' ti faremo delle domande. Certo. Ci tengo a precisare anche che non prepariamo niente e abbiamo due testimoni che non hanno ricevuto niente, proprio per rendere le nostre live genuine e non creare contenuti costruiti, quindi veramente andare di pancia, perché è quello che preferiamo. Mirko Matera, presentati, chi sei? Ciao a tutti, io sono Mirko, fotografo freelance. Il mio, diciamo, campo è molto vasto, mi piace fare un po' di tutto, quindi partiamo dai servizi cerimoniali, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, per andare a fare pre-wedding, le mamme col pancione, per poi buttarsi anche in pista con macchine, motorini. Faccio proprio dove mi porta la macchina. Ok.
arrivo, ecco, Barriero. diciamo. Ok. Mirko è di Bologna, Sì. se non erro. Ok, quindi veramente oggi sono l'unico che sono vicino alla Tunisia praticamente. Esatto. Ok, perché Gianmarco è nel Magari. Regno Unito. Vabbè, ok, siamo 3 al sud, 3 al nord contro me. E ragazzi, io direi di darvi 2 minuti di pausa al tempo che noi spieghiamo a chi ancora non è a conoscenza del nostro centro stampa in linea generale che cos'è il nostro centro stampa, quali problemi risolve e quali sono i vantaggi che possiamo ricevere da questo centro stampa. Voi già lo sapete, quindi li avete già ricevuti, quindi fra qualche minuto vi rimettiamo online. A fra poco. Non solo già li sanno, ma ci hanno già guadagnato. Sì, hanno fatto tutto il processo, ok? Esatto. Io prima di iniziare però penso sia doveroso in queste live di salutare un po' di gente perché quelli che sono online non sono degli user ma sono degli amici che conosciamo personalmente, quasi tutti tra l'altro, perché tra le tante cose, lo diremo alla fine di questa diretta, anche quest'anno saremo presenti in 4 workshop, quindi una delle cose che più amiamo dei workshop è presentarci e materializzarci con i nostri clienti, conoscerci, scambiare magari pure delle idee non solo sul software ma in generale sulla fotografia. E quindi salutiamo Paolo Ponti, salutiamo il grande zio Piero Maraca che lo zio immancabile, lo zio immancabile, Carmine Prestipino, Nino Porcino, ci sono Davide Pasotto, Andrea sardo come me, Puxeddo, Andrea Tullio, è un nostro cliente da tanto tempo, c'è il grande Carmelo Mazzaglia che dovete sapere, gli dobbiamo una t-shirt in realtà, gli abbiamo promesso una cosa che noi abbiamo dato perché lui è il nostro bug ambassador, perché faccio l'ultima piccola parentesi su questo pazzo in senso buono, siamo amici, perché noi quando facciamo un aggiornamento a volte tipo lo pubblichiamo di nascosto un secondo per fare 2 test e Carmelo sì però non devi farlo così, devi aggiustarlo. Dico Carmelo però scombe perché tu sei andato lì, capito? È un pazzo, quindi io ho promesso che gli avrei fatto la maglietta, la t-shirt con la scritta Bang Ambassador, però non ti ho detto quando, quindi ancora non ho la mia promessa è ancora in corso, sarei fatto. C'è anche il grandissimo Davide di Digigate che presenta anche lui perché con il nostro centro stampa Digigate è diventato un nostro fornitore, quindi visto che abbiamo il grande David che tutti conoscete, salutiamo anche lui. Andiamo al cuore perché altrimenti siamo qua a salutare persone, anche se ci fa piacere, però saremo qua a rispondere anche a qualsiasi domanda. Oggi parliamo del centro stampa perché è il periodo giusto per parlarne bene, perché abbiamo finito tantissimi servizi, ci ritroviamo gli hard disk pieni, abbiamo magari consegnato pure le foto, ma drin di stampe in automatico non abbiamo ricevute perché è il momento di ottimizzare tutto. Poco fa Davide ha detto una cosa importante, il marketing è una cosa importante da attenzionare, poi lo strumento ti aiuta a fare quello che serve. Facciamola in breve. Appior Print, quindi un ramo di Appior Shoot, è la parte stampa, quindi le gallerie immagini che tutti avevamo, oggi attivando il listino di Appior Print in automatico, i tuoi clienti potranno acquistare la propria fotografia in diversi formati, foto, stampa, tela, ne parliamo dopo. Potranno croppare, potranno scegliere il formato, tutto in base al listino che voi andate a configurare. Una cosa importantissima che ce lo chiedono in tanti, sì, ma com'è il costo? Per farla sempre breve, all'interno del nostro listino trovate i costi delle singole foto. Voi inserirete il vostro rincaro, quindi quanto volete vendere la foto alla fine? Questa è una domanda ricorrente perché naturalmente il sistema è identico a quello che avete fatto fino adesso. Il fornitore vi vende il prodotto a un prezzo, voi lo rivendete a un altro prezzo. Una cosa importantissima è che qui non dovete acquistare prima il costo della stampa, ma lo farà il vostro cliente a posto vostro quando sarà deciso di acquistare la stampa. Ok? Quindi nei dettagli ci andiamo dopo.
Che in soldoni significa non dovete cacciare fuori nemmeno €1. Esatto, soprattutto oltre a non cacciare euro, non lasci foto nei cassetti, non lasci quadri non ritirati di gente che io ho avuto clienti che per 100 euro di foto da ritirare che non sono più venuti, ci siamo ritrovati che sono andati a fare il battesimo da un'altra parte perché magari avevano 100 euro di debito, cioè cosa imbarazzante, gente che non ti saluta perché magari ha dimenticato le foto. Quindi parliamo anche dell'aspetto dell'aspetto umano che si crea attorno, no? Chi di voi non ha gente che ti deve dare dei soldi che quando ti vede ti evita tipo la peste, no? Così annulliamo tutto questo sistema. Esatto. Però una delle cose più importanti che spiegherà il Gianni, che ha più competenza di me, è avere un negozio di stampa online sempre aperto 24 ore al giorno. Esatto. Prima di parlare di questo vorrei fare però una premessa in merito ad un qualcosa che noi abbiamo ereditato, soprattutto noi del sud, no? Guarda caso poi i fotografi che nella lista sono quelli che stanno guadagnando di più, sono quasi tutti del nord, nemmeno a farlo apposta, ma al di là della casualità di questo aspetto, si pensa sempre che il guadagno di un'azienda sia legato al sudore, quindi allo sforzo che noi facciamo per ottenere quel guadagno. Però in realtà gli imprenditori nel fare impresa, perché imprendere significa appunto fare impresa, e quindi si attivano tutta una serie di meccanismi, significa anche guadagnare nel momento in cui tu sei da un'altra parte. Facciamo un esempio banalissimo, può essere quello della moda. Armani non sta lì a cucire tutti i vestiti, crea un'industria, un flusso automatico e il flusso va. Questo flusso si può creare in grande, si può creare anche in piccolo, dipende dalle possibilità che abbiamo, ma soprattutto dagli strumenti che abbiamo. Ragion per cui questo strumento è estremamente importante perché è tutto già sistemato. C'è da fare semplicemente un piccolo sforzo, creare delle automazioni e fatte quelle si creano letteralmente degli asset aziendali. Quindi quello da cui bisogna uscire è l'altro giorno facevo una domanda provocatoria, no? Si dibatteva sul titolo da dare anche alla diretta o ai post, ma la domanda io credo che si facciano un po' tutti sul centro stampa è: ma si guadagna davvero? Ma davvero è possibile avere delle entrate passive? Perché ovviamente soldo che entra non correlato ad uno sforzo diciamo nostro di lavoro non è una cosa di nostra abitudine. Noi siamo abituati a lavorare per avere un risultato. Qui invece si ribalta la situazione e si possono avere soldi, si possono guadagnare soldi semplicemente creando un flusso che ti permette di massimizzare al massimo il tuo lavoro. Cioè, che cosa ha creato a PureShoot? Ha creato lo strumento che ti permette di spremere l'arancia fino all'ultima goccia, anche quando non hai più forza di spremerla. E quindi dimmi. Ma io posso portare dei casi o non valgono i miei casi? È certo che valgono. È certo Ok, che valgono. perché Perché non valgono? Anch'io, quindi ci tengo a ricordarlo. In questi giorni ero a casa, nel momento del divano, non so quando hai presente, nel momento in cui stai quasi morendo e dici vabbè mi abbandono, e mi suona al telefono, 240 euro di foto stampate dalla mamma dello sposo del giorno prima, che dico, cioè, ma perché avrai pure l'album, capito? Cioè, e ho pensato, cioè, non sappiamo la gente quando vuole spendere i suoi soldi e come li vuole spendere i suoi soldi. Esatto. Perché non sarei mai andato dalla mamma dello sposo il giorno dopo a dirgli di stamparsi 240 euro di foto, che poi ho visto che erano tutte foto di parenti, perché si è passato il piacere di regalarle a amici, ospiti, foto a sé, a 10, però quello che ho pensato è: cavolo, ho generato un ingresso automatico, stavo dormendo, nel senso, la signora ha avuto l'opportunità, quando le ha fatto comodo, di acquistare le proprie foto. In quel momento voleva acquistarle, sicuramente.
prima di Appior Print o comunque del sistema automatico, che non ho fatto nient'altro che attivarlo, dico, non è che c'è da fare chissà che cosa. Questo è uno degli esempi che mi ha fatto riflettere sul fatto di quando li voglio spendere i miei soldi e come li voglio spendere i miei soldi, e se dobbiamo ragionarci non sarei mai andato dalla mamma dello sposo perché avrebbe pure ricevuto l'album, no? Esatto, No, chi le esatto. voleva, e noi non lo sappiamo cosa vogliono la gente. Tutto sta nel creare uno strumento automatico che ti permette di tenerlo lì e che lavora per te, sempre aperto in qualsiasi momento della giornata. Che tra l'altro non richiede investimento, perché è compreso nella tua quota, no, di abbonamento al servizio, quindi non ti richiede investimento, e non ti richiede investimento nemmeno per poter comprare le foto per poi rivenderle. Perché consideriamo anche gli effetti collaterali di un meccanismo del genere, no? C'è qualcuno che ti ordina qualcosa, poi non passa più a prenderle, si dimentica, ce li hai lì 2 mesi, e magari ingombrano, quindi Il proprietario fa troppi numeri, fatturi e tutto il resto, no? Quindi ci sono tutta una serie di fattori che ovviamente per tempo non possiamo spiegare in toto qui, ma vanno approfonditi, perché l'unica cosa che il fotografo deve fare è sfruttare il lavoro che tra l'altro ha già fatto. Quindi non deve fare lavoro nuovo, ma è semplicemente prendere quel lavoro, metterlo online e divulgare la notizia per poter far acquistare le proprie fotografie. Il cliente paga, fa tutto quello che deve fare, gli arrivano le fotografie e il fotografo si vede arrivare la sua commissione. Quindi è estremamente facile, è aperto H24, non ha effetti collaterali, non ti richiede un investimento economico, devi soltanto dare l'IBAN sul quale ti devono versare il tuo compenso. Ora faccio Massimo, visto che ci siamo, scusami, c'era sì. l'argomento. Massimo Mattia dice a livello fiscale come funziona? A livello fiscale, il tuo cliente acquista il prodotto da te, ma lo paga a noi. Quindi spende 100 euro di foto, il nostro guadagno era 20 euro, il tuo guadagno era 80 euro, tu emetterai fattura da PureShoot e a PureShoot ti liquida la fattura. Quindi le 80 euro te le bonifichiamo. Questo vale per chi ha la partita IVA, per chi ha un codice fiscale, è per noi indifferente perché la vendita è libera a chiunque. Quindi lo può fare sia una partita IVA che poi la differenza è che anziché emanare una fattura, emani una, come si chiama? Ritenuta d'acconto. Ritenuto d'acconto, grazie. Non sono quello che si occupa della parte fiscale, si capisce, vero? Quindi non so se abbiamo risposto, però questo sarà a questo punto leggiamo anche Paolo che dice: le persone non amano i venditori ma amano acquistare, e questo è un sistema fantasticamente potente per far acquistare. Grazie, non l'avevo letta neanche prima, grazie Paolo per l'assist. Ora volevo aprire un'altra slide giusto per fare il processo che abbiamo creato. Quindi avete dato la galleria immagini ai vostri clienti, quindi il cliente adesso con il carrellino si fa i suoi ordini, mette una tela, un poster, un quadro, quello che vuole, acquista e paga, l'ordine arriva al nostro centro stampa che si premurerà di stampare, inserire il tutto in un packaging, brandizzarlo col nome della vostra azienda perché il pacco porterà il vostro logo. Noi siamo una white label, noi lavoriamo dietro le quinte del vostro studio fotografico, quindi la percezione dell'utente finale sarà il fotografo ha stampato le foto, gli ha fatto il packaging, gli ha messo il suo logo e me le ha spedite. Ok, quindi questo potrebbe essere una cosa molto potente. E alla fine il cliente riceve l'ordine, ok? Totalmente automatico perché lo riceve a casa. Facciamo una piccola parentesi, non una piccola parentesi, un annuncio, perché per tutto settembre, lo scrivo, edizione gratis, lo metto come banner. Quindi abbiamo inviato già un messaggio a tutti, tutto settembre, per un ordine superiore a 30 euro, la spedizione è completamente gratuita. Questo cosa significa?
noi quando lanciamo questo tipo, adesso, quando faremo questa tipologia di campagne, dobbiamo capire che non è la stessa dell'abbonamento, che uno acquista un abbonamento e in sconto, perché se noi vi diciamo che la spedizione a settembre è gratuita, voi dovete comunicare ai vostri clienti che la spedizione a settembre è gratis, perché il vostro business sono i vostri clienti. Quindi ci sta pure che voi vi fate le vostre stampe, perché tra i tanti clienti non solo stanno offrendo il servizio ai loro clienti, ma molti fotografi si stanno stampando le loro foto, o perché hanno promesso 3 poster alla coppia, o perché hanno promesso delle foto da stampare, quindi anche i fotografi stampano direttamente nel centro stampa tramite le gallerie. Ma la cosa importante è appunto avere la percezione di ricevere il pacco del tuo fotografo, quindi niente di tutto super innovativo, perché il tuo cliente ti riconoscerà come un'azienda innovativa che ti permette di dare un link a tutta la tua famiglia. 10 persone, ognuno per i fatti propri, possono creare un ordine di acquisto e ricevere comodamente a casa, a Sondrio, a Bologna o ad Agrigento, le loro fotografie, anche all'estero. Quindi l'unica cosa, abbiamo attivato anche l'estero, l'unica differenza è che l'estero ha un costo superiore nella spedizione, però il servizio funziona perfettamente. Sì. E piccola parentesi sui tipologie di carta: abbiamo creato non 1000 tipologie, ma poche tipologie per non confondere il nostro cliente. Il nostro Gianmarco su questo ci ha aiutato, perché ci sono dei ragionamenti importanti che si fanno quando vogliamo vendere un prodotto a tante persone, che è differente di trovarti one to one e parlare di vendita. Quindi a volte si fa questa confusione, che qualcuno confonde come posso vendere un prodotto o tanti servizi live insieme a un cliente, e come lo faccio online con un cliente che è da solo nella sua stanza. Certo, c'è una bella differenza. C'è una bella differenza, quindi abbiamo cercato di coprire il panorama delle stampe sciolte, quindi stampe, poster, cornici, quindi quadri in legno super belli e tela. Aggiungeremo pure i pannelli, perché sono anche molto richiesti, e inoltre abbiamo diverse tipologie di carta, quindi la lucida, la satinata, la seta e una fine art, una tipologia di fine art. Piccola parentesi sulla fine art: molti mi dicono quale tipo di fine art, che tipo, scriviamo il modello, scriviamo la grammatura. No, non sono cose che il nostro cliente capisce. Se le volete sapere voi, ve le comunichiamo, ve le mettiamo in una parte, però non possiamo confondere il cliente finale. E un'altra parentesi che voglio fare, che non c'entra niente, però aiuta tantissimo nella vendita, è che Davide Mellone su questo è un bomber, perché oggi pomeriggio ho cercato di capire chi era e come agiva. Ora ce lo racconterà lui. Il vantaggio è non caricare gallerie con 1 miliardo di foto. Stiamo cercando di dirlo a tantissime persone, perché le gallerie che vendono bene sono gallerie che non creano caos, che non creano confusione. Se creiamo stop motion nelle gallerie, purtroppo creiamo confusione. Gianma. Sì, c'è si chiama proprio il paradosso della scelta, quando ci troviamo di fronte tante cose belle e dobbiamo sceglierne qualcuna, alla fine non scegliamo nulla, perché il nostro cervello è fatto in una maniera particolare, si attivano perdita e spreco di denaro, indecisione nella scelta, e quindi non corriamo il rischio, ci stacchiamo. Se invece riusciamo a dare delle fotografie, anzi il trucco, il top sarebbe inserire anche qualche fotografia non proprio bellissima all'interno della gallery, perché dirottiamo l'attenzione verso quelle più belle, e quindi considerate che il nostro cervello ragiona sempre per confronto, riusciamo a confrontarle e decidere in maniera più veloce. Se ci sono tante fotografie, purtroppo non decidiamo. Questo per spiegare in modo scientifico cosa avviene nel nostro cervello nel momento in cui noi ci troviamo di fronte ad una decisione di scelta. Ok, quindi ultima novità che sarà quasi ottimizzata. Naturalmente
a volte facciamo degli annunci, qualcuno, qua lo dico perché qualcuno dirà, ma io ho detto, parlo genericamente per tutto quello che è lo sviluppo di AppShoot. Abbiamo tantissime richieste, abbiamo tantissimi nuovi task da inserire nella nostra piattaforma. Mi dispiace che qualcuno ci resta male, che magari esce un aggiornamento e non esce quello che a lui serviva di più, però dovete capire che abbiamo delle priorità che sono basate sul tempo, sulle richieste, su una serie di cose, e non possiamo a volte sottovalutare, dobbiamo spostare le risorse in un'altra parte, perché magari sganciare un aggiornamento per farne un altro in tempi rapidi comporterebbe una perdita di tempo superiore a quella che sarebbe completare uno e farne un altro. Se diciamo che lo strumento è in programma, è in programma, sicuro, non forse. I tempi sono l'unico piccolo gap che non riusciamo a quantizzare bene, perché la programmazione non è facile da calcolare in termini di tempo. Sappiamo quanto ci vuole per fare uno shooting o un maternity, ma programmare un modulo non è così facile calcolare il tempo che ci vuole. Quindi piccola parentesi su questo, però siamo in evoluzione continua. Anzi, chi resta fino alla fine, lancerò una bomba atomica, piccolo accenno di una bomba, quindi vi garantisco adesso che ci bannano la diretta. È meglio lanciare, è meglio restare online, perché lancerò una notizia bomba, occhio a quello che diciamo. Saluto pure a Luigia Fontana, la nostra grandissima ambassador. E quindi cosa volevo annunciare? Che stiamo lavorando, stiamo completando tutta la parte della marketing automation, quindi la possibilità di archiviare, creare dei template con delle mail che vengono inviate ai vostri clienti, avere delle ricorrenze di mail, per esempio al primo accesso gli inviamo una mail, dopo 3 giorni un'altra mail, se abbandono un carrello un'altra mail, l'email marketing, messaggi WhatsApp preimpostati che si possono inviare singolarmente ai vostri clienti. Quindi stiamo creando tutte delle automazioni che vi permettono di attivare un pulsante e creare una macchina che non solo apre un negozio online, ma con dei dipendenti che vi chiamano i vostri clienti giorno dopo, cioè continuamente. Quindi automatizzare tutta la parte del marketing. Abbiamo trascorso più tempo rispetto a quello che avevamo preventivato, proprio perché lo vogliamo lanciare fatto super bene e stiamo attenzionando tutti i vari punti di questo aspetto. Esatto. Quindi per renderlo super performante. Ora saluto direi, anche io Luigia. Ora direi però che per evitare che Davide e Mirko staccano e si vanno via, sono già andati via. Sono già andati via. Io direi di farli entrare anche, che dice, uno a uno, o li facciamo, parliamo tutti insieme, perché cambiamo noi sempre le cose. No, facciamoli entrare tutti e due, dai. Va bene. Ragazzi, benvenuti. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, facciamo qualche domanda a chi, appunto, avevamo detto sta utilizzando il centro stampa, a chi per primo lo ha visto e l'ha iniziato a utilizzare, e chi ha completato il cerchio richiedendo anche la commissione. Dico qualcosa di errato o... Chi dei due? Tutti e due l'hanno richiesta la commissione? Non mi ricordo. Ok, va bene. Quindi partiamo con Davide in ordine di altezza geografica. Quali sono state le tue impressioni quando abbiamo annunciato il nostro centro stampa? Questa è una domanda semplicemente curiosa per noi. Allora, da quanto tempo sei il nostro cliente, Davide? Non da tantissimi mesi, Ok. Penso all'inizio di giugno, probabilmente, maggio-giugno. Ci state? Ok. Sì, cioè, quando sì, abbiamo sì, lanciato il centro stampa praticamente. Poco prima, esatto, poco prima. Ok. Me l'aveva detto, allora l'avevo visto perché mi hanno chiamato attraverso WhatsApp, ero incuriosito perché già cercavo un mio gestionale, per cui l'ho visto e mi è piaciuto e mi sono iscritto. Dopo un giorno mi chiama una mia amica e mi propone la stessa cosa. Allora ho detto, va bene, Si sono allineate le sfere. parlo direttamente con AppShoot in modo tale che sia stato sponsorizzato da lei, giustamente. Però questo è un altro discorso.
Ne parleremo poi, o ne parlerete poi. Sì. Mi son trovato subito molto bene, perché la cosa importante che fate è un tour, gratuito. Quindi mi hanno dato una panoramica, un one to one con una persona, ho potuto fare tutte le domande che volevo, mi han detto dove potevo trovare tutorial eventuali e l'assistenza comunque, è efficiente. Per cui mi son trovato subito bene io. Il centro stampa, quando mi han detto che c'era il centro stampa ho detto: "Oh, finalmente posso monetizzare tutti quei soldi che nel tempo io li ho persi." Perché io sapevo già di perdere un sacco di soldi. Perché? Vai ai matrimoni: "Dai, son vestito bene, sono truccata bene, fammi la foto col mio fidanzato, con la mia fidanzata, sì, ti do il cellulare, mi dai il biglietto da visita e ciao." Più visti, più Esatto. sentiti. Ma non perché loro non le volessero, ma perché diventa un caos. Cioè, glielo dici agli sposi, gli sposi devono contattare gli amici, un caos. Allora, quando ho visto questo centro stampa ho detto: "Oh, la soluzione di tutti i miei problemi." Ed effettivamente è stato così. In pratica io faccio una specie di biglietto da visita col QR code della galleria, di fianco i miei dati, un piccolo slogan: "Guarda se ci sei, controlla se ti piacciono le foto, stampatele in 48 ore arrivano a casa", come mi hanno consigliato, giustamente. Corretto. E che cosa è successo? Hanno fatto questo e lo hanno Chiaro. fatto non subito in tempo zero, cioè, non nel breve, anche nel lungo periodo. Mi è capitato la settimana scorsa Ecco. una persona che mi ha fatto un ordine di un matrimonio di 2 mesi fa. Per cui mai mi sarei aspettato che una persona dopo 2 mesi mi fa un ordine di non tantissimo, 50 €, però io con 50 € vado a cena con la mia ragazza. Sì, ma la domanda è: tu per guadagnare questi 50 € cosa hai fatto? Allora, che cosa ho fatto? Quelli fondamentalmente in quel momento niente. Però naturalmente devi fare una preparazione, cioè Chiaro, io devo però parlare con gli sposi, perché chiaramente io sto mettendo delle foto di un evento di una coppia di sposi che mi hanno già pagato, quindi devo capire le dinamiche nella testa della gente. A loro dico solamente: "Guarda, io aprirò una cartella, oltre alle vostre che saranno vostre private di quel matrimonio, dove ci saranno le foto dei tuoi invitati, perché molti tuoi invitati mi chiedono le foto, poi le chiedono a te, ti fanno impazzire." Cioè io gliele metto così. Certo. Così chiaro, loro dicono: "Sì, mi togli questo stress, fai tu." ma è vero Va uno bene. stress, Quindi Davide. loro per gli sposi sì, in Sì, sì, sì. effetti. Per cui loro Però sono contenti che io gli elimino questa cosa. Il fatto che io ci guadagni se loro stampano le foto non gliene frega niente ma è fondamentalmente, normale, stai lavorando. e io sono contento. Però il Sono bello conten è che dopo 2 mesi tu eri per i fatti tuoi, qualcuno ha acquistato. Se non avevi esatto. l'attrezzo, lo strumento, magari in quel momento non ti trovava, doveva chiamarti: "Devi venire, le stampe, te le mando, te le prendo", e ovviamente poi sappiamo benissimo che il momento dell'acquisto dura pochi minuti. Quante Sì. volte ci siamo trovati con le pubblicità che ti guardano e dici: "Cazzo, ora ti compro", poi vai e dici: "Ah vabbè, niente, niente, poi lascio perdere, poi lo compro dopo", no? Quindi è Sì, è così. vero. No, Facciamo la stessa domanda a Mirko per non stare in pausa tanto tempo. Mirko, la domanda è la stessa, quindi qual è stato, da quanto tempo sei con Uppurshoot e cosa hai pensato quando abbiamo inserito il centro stampa? Allora io diciamo che ho conosciuto Uppershoot nella fase Covid. Nel momento Covid Niente, super è storico. rimasta proprio la ciliegina sulla torta, perché, ha permesso, a me come a molti, di poter lavorare e di poter dare la possibilità a tutti i loro clienti che in quel periodo poi specialmente il periodo Covid è stato il periodo più brutto, dove non ci si poteva muovere di casa. Ehm, le Sì, comunioni, le cresime, tutti quegli eventi che, non ti permettevano quasi neanche di spostarti per andare a fare il tuo lavoro, erano molto critici. Uplushoot ha dato questa possibilità ai clienti di essere ancora più liberi e quindi, di non, diciamo, essere obbligati a prendere la macchina, rischiare anche di essere multati, perché vado a vedere le foto dal fotografo, non è una cosa era essenziale. una cosa possibile purtroppo. Quindi tutti quei servizi che, ci sono stati
pochi, però ci sono stati da lì a oggi. A Prosciutto ha dato una grossa mano, quindi il centro stampa è arrivato dopo tante preghiere, tante richieste, perché tutto quello che oggi fate voi, una volta lo faceva il fotografo che non aveva tutti i mezzi, quindi si appoggiava ad altre persone, altri centri stampa, per effettuare tutta quella catena di lavori che oggi benissimo c'è a Pure Print, anzi. E posso essere anche più tranquillo. Sono un padre di famiglia, quindi gli impegni di famiglia ci sono sempre, lo sport per i bimbi, quindi a volte il tempo è molto, molto ristretto. A Pure Print mi ha dato quella boccata d'aria che mi permette di caricare il lavoro, chiudere il computer e poter andare a fare i giri con in bicicletta, poter andare con l'attesa che ti arriva il messaggino d'acquisto. Arriva il messaggino e dice il tuo cliente... È diventato una droga, poi aspetti che ti arriva, guardi la mail ogni 5 secondi. Ogni tanto arriva la mail a Prosciutto e dici uno ha fatto l'ordine, no, è la promozione, però ora noi siamo passati quelli che è normale. Alla terza ci bannano, Andrea? Hai detto bomba, hai detto droga, alla terza ci bannano sicuro. Esatto, scusate il linguaggio. Poi lo censuriamo, il buon Angelo. C'è una domanda per Davide da parte di Giuseppe Auteri, che dice appunto, ma il cliente può vedere anche le foto degli sposi? No, giusto, Davide? Il vantaggio di Prosciutto è quello che tu, in base alle gallerie, allora faccio una piccola parentesi, la galleria degli sposi la divido in cartelle, quindi preparazione dello sposo, della sposa, cerimonia, foto degli sposi, ricevimento e foto degli invitati. Nelle foto degli invitati metto solo le foto degli invitati, quindi le foto che faccio in giro per i tavoli alle coppie, qualche foto rubata, eccetera. Quindi gli sposi non compaiono e quindi sono tutte foto degli altri, in modo tale che gli sposi il loro matrimonio lo guardano per i fatti loro, perché tu puoi scegliere quali privilegi dare alla cartella, quindi se la può vedere solo il cliente principale, che naturalmente è lo sposo o la sposa, e gli altri ospiti, quindi loro vedono solo ed esclusivamente quelle foto lì. Per cui, come dicevi tu, Gianmarco, non si incasinano la vita guardando le 1000 foto degli sposi e quindi dopo alla fine dicono belle le foto, chiudono e non ordinano più. Certo. Esatto. Faccio un assist a Davide perché abbiamo riscontrato tanti fotografi che ci stanno dicendo ho messo un fotografo a fotografare in sala, nel senso, quello che fa Davide, incaricata una persona che sa che in sala il suo ruolo è quello di creare una cartella con 300 foto di invitati fatte belle, perché poi un'altra cosa che a volte non valutiamo, se troviamo un bell'angolo in villa con delle luci, delle cose particolari che magari col telefono gli viene male, con un obiettivo fatto con un bell'obiettivo, una foto che è molto professionale, è dedicato a una persona a quello, 300 possibili clienti che non sono gli sposi, perché ricordatevi che gli sposi non acquisteranno le foto del loro matrimonio. Quindi attenzione, dopo che hanno già acquistato, certo. Esatto, quindi anche perché agli sposi tutti poi gli regaliamo le stampe se vogliono qualcosa stampata, ma è anche corretto, visto che hanno pagato un grosso servizio. Dico, se spendono troppi soldi ovviamente no, però se ti chiedono di stampare, io sfido qui con 60 persone connesse, chi ha fatto pagare, se un cliente ti chiede dopo un matrimonio 2 20x30, se gliele fai pagare, dico, è un po' difficile, a maggior ragione se ti trovi davanti. Se invece spostiamo l'attenzione agli ospiti del matrimonio, a cui stiamo dando un vantaggio, ricevere il tuo quadro a casa senza stress, quindi stiamo vendendo vantaggi per gli ospiti che quella foto realmente la volevano, e non solo realmente la volevano, ma con sistema semplice l'acquisteranno più facilmente di venire in studio, guardare le foto. Immaginatevi un cliente che vuole andare da Davide per la foto che gli aveva scattato il matrimonio scorso, che pensa, devo andare da Davide, sicuro sarà incasinato, chissà in quale hard disk ce l'avrà, 50 miliardi di foto,
Quindi ovviamente quelle foto rimangono a Davide e agli sposi al massimo. Quindi Esatto. E dando un consiglio, siccome tutti e due, sia Mirko che Davide, sono poi fotografi anche di famiglia, quale migliore occasione di sfruttare il matrimonio per fotografare le famiglie? Perché sono vestiti bene, come diceva Davide, si sono ovviamente preparati per un matrimonio, quindi il consiglio è quello di fare foto solo al ragazzo, foto solo alla ragazza, se è una famiglia, diciamo, tipo, no, di 4 persone con un figlio ed una figlia, perché la mamma tenderà a comprare le foto del figlio, il papà quelle della figlia e poi le foto tutti insieme. Quindi fare delle foto in questo modo, con ritratti è un po' più, diciamo, di numero, no? Quindi non solo una, ma anche di angolazioni diverse del stesso soggetto, come se fosse... Ecco, la filosofia è come se facesse il fotografo un ritratto in studio, no? Un servizio, uno shooting in studio, non cambia nulla, solo cambia il set, aumentano notevolmente le possibilità di, ovviamente, acquisto dell'intero set di fotografie, perché loro possono acquistarle e poi, perché no, e lasciamola qui, stampare anche l'album senza aggiungere altro, ok Andrea, perché se no... Andando avanti, scusa, c'è una domanda non letta che era interessante, di Carmine. Carmine dice: era un matrimonio, lo vedevano dallo schermo del portatile, ho fatto fare l'annuncio al contante della band, loro venivano a scannerizzare, c'era scritto per i primi 3 acquisti ci sarebbe stato lo sconto. Il gioco è fatto, perché poi appunto è come dobbiamo mettere nelle condizioni delle persone di sapere cosa si può fare, perché non dobbiamo dare per scontato che diamo la galleria e qualcuno si immagina che è normale, la gente lo deve sapere, questo è uno strumento, no? Una cosa importantissima che non dobbiamo sottovalutare: siamo in una fase nuova di consegna. Da pochi anni la consegna pendrive è diventata consegna digitale, che poi si chiama prosciutto, si vuole chiamare qualsiasi altro nome, ma la consegna le persone la vogliono nel proprio smartphone, quindi dobbiamo capire che è una fase molto prematura e dobbiamo essere noi a educare i nostri clienti affinché fra 2-3 anni i nostri flussi automatici sono stati educati dalle persone che noi abbiamo educato, perché io noto che quando faccio il matrimonio ad una cliente e utilizza bene l'app e si stampa le foto, coincidenza che l'amica che si sposa dopo un mese usa l'app in maniera pazzesca, perché ha fatto l'esperienza con il matrimonio dell'amica. Quindi non è più la loro prima esperienza. Quindi immaginiamoci fra 2-3 anni, se oggi seminiamo bene e consegniamo, il nostro lavoro sarà quello di scattare le foto, consegnargliele e attendere i guadagni. Certo, ovviamente ci vogliono delle azioni mirate. Davide fa le sue, Mirko fa le sue, perché come diceva il buon Ford, me l'avete già sentito dire, ma lo ripeto per chi magari non lo sa, Ford diceva: le anatre quando depongono le uova lo fanno in silenzio, le galline starnazzano come impazzite. Ecco perché tutto il mondo mangia uova di galline. Quindi bisogna starnazzare, perché sennò nessuno lo sa cosa puoi vendergli. E mi ricollego a un anonimo di Mirko che ha fatto una domanda sul discorso: ci sono i photoboot e ci sono, no, durante i matrimoni ci sono le consegne immediate. Diceva: ci sono già dei servizi, sì, però di solito quel servizio del photoboot lo vende il fotografo. Il discorso è che di sicuro, al di là della 200, 300, 400 euro, non so i prezzi che i vari fotografi hanno per vendere il photoboot, di sicuro si può guadagnare molto di più se si fa quel servizio fatto bene delle fotografie e delle gallery, anche perché, come dice Davide nel suo esempio, qualcuno ha acquistato le foto dopo 2 mesi, ormai non può più farsi la foto lì al photoboot, quindi e qualcuno acquista il giorno dopo, la mamma dello sposo, cioè, la sera stessa in realtà, se qualcuno è bravo. Cioè, quindi non c'è una regola precisa, quindi lì attiviamo. Bisogna starnazzare bene. E avere lo strumento e avere un negozio attivo H24.
Dice Massimo, mettere il QR code in sala, sui tavoli, certo, perché Lo no? facciamo pure, sì. Qualsiasi cosa, voglio dire, e Vi fare, dirò di e fare più. marketing e fare vendita, no? Noi vi diamo lo strumento e poi uno può utilizzare qualsiasi tipo di strategia. Esatto. E il QR code sui tavoli, un piccolo consiglio che do, non lo mettete completamente senza foto che dopo gli devono spuntare le foto. Piuttosto arrivi in sala immediatamente, selezioni 30 foto dello sposo, 30 della sposa e va bene in quel momento, però se tiri fuori il QR code alle 9:30, alle 10 che entri in sala e gli ospiti nell'attesa del primo, nell'attesa che si inizi a mangiare, scansionano e si salvano la galleria e vedono qualcosa, poi tanto lasciano perdere perché c'è l'evento, quindi però gli dai qualcosa, il giorno dopo ritorneranno volentieri perché è come se sono entrati in una stanza piena d'oggetti, hanno guardato veloci e hanno chiuso la porta. Non era una stanza in cui abbiamo detto lì dentro ci sono cose. Hanno già visto che è pieno di cose, quindi non consegnate QR code sui tavoli, o meglio, è più consigliabile consegnare un QR code in cui all'interno già si trovano qualche scatto. Certo. Okay? Andando avanti, passiamo alla seconda domanda perché l'argomento si è reso interessante, ma il tempo passa. Domanda per Davide. Sì. Quale tipologia di servizio ti ha permesso di fatturare più degli altri? E se hai un aneddoto o un servizio in particolare che vuoi raccontarci, ci farebbe piacere a noi e a tutta la community che comunque ascolta. E prima che parti alla domanda, ci tengo a precisare che AppioShoot fa e farà l'interesse di tutti i fotografi. Quindi lavoriamo ai fini di automatizzare tutti i processi per accelerare e migliorare la parte guadagno. Scusate la parentesi. Quindi, qual è uno dei servizi che ti ha fatto fatturare di più? Allora, attualmente il servizio che mi fa fatturare di più è il matrimonio, ma io sto usando AppioShoot per tutti i miei servizi, quindi anche servizi di alto livello, quindi quando faccio le foto di maternità o quando faccio le foto di famiglia, sì, dove gli vendo un album, faccio un esempio, gli vendo un album che costa 500-600 euro tra album e servizio, ma poi nella galleria vanno a spendere ancora 100-200 euro, perché le foto di famiglia poi se le tengono per loro, le regalano alla mamma, al papà, al suocero, alla suocera. E questo è quello che sto sviluppando. Quello di matrimonio, che comunque devo sviluppare ancora bene, perché la mia intenzione era proprio quella, prendere un fotografo che mi faccia solo ed esclusivamente il ricevimento, quindi solo gli invitati, perché secondo me è un investimento anche quello, e c'è ritorno. Su quello, per adesso sto guadagnando di più, ma a me, guarda, a te la mamma, a me è capitato che la sposa ha comprato le foto dalla galleria per regalare al nonno, alla nonna e agli amici. Cioè, e ti sei trovato l'imbarazzo di trovarla davanti e regalargliele. Esatto, sono foto che le arrivano, eppure lei le ha volute e le ha stampate e le ha regalate. Mi capita anche un'altra cosa, perché io nei miei servizi di wedding faccio, in una delle collezioni faccio anche il pre-wedding, dove in quel caso, visto che l'ammontare è alto come quantità di spesa per gli sposi, quel mini pre-wedding glielo regalo. Cioè io gli regalo il mio tempo e gli regalo un quadro fine art, per cui quello che hanno da me, da quel servizio, è una foto e un file, fine. Tutte le altre foto, che sono 100-200, gliele metto sulla galleria e anche lì spendono soldi, perché ho fatto le foto con la nonna di 102 anni, cosa vuoi, non comprarle? Cioè me le hanno comprate tutte. Se non la guarda oggi, domani potrebbe essere tardi, chiaro. Per cui secondo me non ci sono limiti. Cioè l'unico limite, come diceva un film, La Lanterna Verde, per creare le cose è la tua fantasia. Cioè alla fine veramente è così. Comunque, ritornando alla risposta della domanda, per adesso quello che mi ha fruttato di più sono i matrimoni, perché tante persone vedono le foto, tante persone fanno degli acquisti più o meno grandi. C'è stato in un matrimonio dove
l'acquisto di una cliente mi ha dato i soldi da pagare il mio assistente, quindi rendetevi conto. Possiamo dirlo, dai, dicelo ormai, dici l'importo. Allora, hanno speso 250 euro. Sì, non era tantissimo, però da noi... 250 euro di stampa, dico, neanche sono poche. No, non sono poche. A No, matrimonio, ma io ragazzi, dico consideriamo sempre un matrimonio, gente fa cliente. 20, 30, 40, 50, 60 No, matrimoni. ma poi glieli togliamo quando fanno casino, poi alla negoziazione glieli togli come se fossero tipo 20 euro. Non apriamo l'argomento, per se no mi infervoro su questo aspetto delle concessioni e dei regali. Mirko, posso dire un'altra cosa? Ecco, l'unico mio dubbio era il discorso della fatturazione. È vero che è stato detto, ma io vorrei sottolinearlo meglio, perché è una cosa comodissima. Se io dovessi fare la fattura a tutti questi clienti, io dovrei fare 10, 12, 15 fatture e diventa un caos. Una da 20 euro, una da 50, una da 150, una da 200. In questo caso AppYourShoot mi risolve un problema, perché fa tutto, fattura tutto. Io quando arrivo a un tot dico ok, mi prendo le commissioni, quindi di tutte quelle spese, di quei singoli tasselli, di quei singoli clienti, non devo fare 50.000 fatture, ci pensa già AppYourShoot. Io quando vedo che mi piace la cifra che vedo come commissioni, gli dico ok, ti faccio la fattura. Per cui io faccio il consulente di AppYourShoot. Io faccio una fattura di tutte quelle piccole fatture che non avrei mai fatto, e quindi di tutti quei soldi che avrei perso. Io sono contento, AppYourShoot è contento, i clienti sono contenti. Abbiamo vinto tutti. Sì. Certo. Mirko? È una cosa eccezionale. Grazie mille. Allora, rifaccio la domanda: quale tipologia di servizio ti ha fatto fatturare di più, e se vuoi raccontare nello specifico un caso? Certo, possiamo dire che i saggi di fine anno, quindi ginnastiche, teatri, quindi gare nazionali, cose del genere, dove le persone tendono a scavalcarti col telefonino e poi si rendono conto che la qualità non è paragonabile. E poi le comunioni, i servizi in privato per le comunioni, quando quella famiglia ha il figlio che fa la comunione, ma c'è il fotografo in chiesa, e segui tutto l'iterim, quindi dalla casa un po' in chiesa, al ristorante, quindi tutto il servizio lì aiuta parecchio. Certo che la comunione, gestirla in maniera automatica con un solo link, possiamo anche parlarne, no? Certo, no? Noi come studio fotografico con la mia attività circa 7 anni fa abbiamo deciso di non fare più le comunioni, non per un discorso economico, perché era un importante ritorno economico, ma per lo stress che generavamo dietro, perché avevamo un flusso di lavoro orribile. Le foto in studio, gente che veniva in studio a perdere ore ed ore per stamparsi 3 foto, poi abbiamo cercato di risolvere l'anno dopo, no, ci date 100 euro prima, vediamo X foto, sempre un caos, vediamo, te le do prima e te le mando a casa, e continuava a essere un macello di album. Io ho ancora l'album conservato, quindi se qualcuno vuole le prove gli mando la foto. Ho una comunione del 2011, un album stampato mai preso, e la ragazza è venuta dopo per quando ha fatto 18 anni per chiedere di fare il servizio di 18esimo. C'era il mio collega che la guarda e fa: torna, ma questa non sei tu? Comunione, 18 anni. E alla fine è andato da un altro fotografo per fare il compleanno. Io mi ho detto: ma prenditi sto cavolo di album, te lo regalo, levalo da qua. Dall'imbarazzo, ovviamente, una ragazzina di 18 anni, per dire. Quindi dobbiamo attenzionare il fatto che le comunioni oggi sono diventate un gioco da ragazzi, no? Fai gli scatti. Tu come le consegni, Mirko? AppYourPrint è quello che, diciamo, è proprio
il punto, diciamo, nevralgico della nostra diretta. Un tempo dovevo muovermi io, quindi dovevo fare tutto internamente e a volte perdevo anche delle ore per girare tra i clienti a portare le foto di persona. Oggi tutto quella perdita di tempo, chilometri, benzina, non c'è più. Quindi stress a zero, tutto qua. Benissimo. Ultima domanda, la faccio a Davide, è la domanda più semplice, però sempre una domanda molto curiosa. Cosa ne pensano i tuoi clienti di questo servizio? Se hai già ricevuto dei feedback o se hai avuto modo di parlare con loro. Allora, il feedback l'ho chiesto sulla qualità delle stampe, perché sì, io ho fatto qualche stampa, ma soprattutto ho guardato il fine art e la seta, poi mi è arrivato il campionario e ho visto che sono molto belle. Però chiaramente dovevo capire il riscontro anche a livello cromatico, cioè io vedo qualcosa, la mando a voi, arriva al cliente, quindi io non la vedo e chiedo come le trovano. Le ho viste ultimamente da una mia cliente e sono corrispondenti, quindi diciamo che si lavora bene anche con la filiera, diciamo tecnica, no? Cromatica, eccetera, eccetera, il mantenimento dei profili di colore e quindi del risultato finale in stampa. Qualitativamente, o meglio, scusa, io consiglio sempre di fare, ma perché è un mio gusto personale, satinata o seta, perché quelle due carte a me piacciono tantissimo. Ho sempre sottovalutato le tele, ma quando ho visto la tela di Apure Shoot non sto facendo, cioè non è che adesso mi fa il bonifico, intendiamoci. Non ti paghiamo. Io ho visto la tela, ho detto ok, allora posso anche proporre la tela ai miei clienti e quindi da quel momento in poi ho proposto anche le tele. Solitamente era un po' restio, preferisco i pannelli, però la tela fatta così, stampata così, ne avevo viste veramente poche e quelle poche costavano tantissimo. Sì, sì, abbiamo voluto offrire un servizio di qualità, quindi la tela con la cornicetta, con il listellino sparato con i chiodi, ste robe non saranno parte del nostro centro stampa, perché è comunque un mercato molto low cost, già esiste, duplicarlo non ha senso. Noi abbiamo, mi piace aver preso questa parentesi perché mi stai dimostrando che da cliente hai capito il valore di un quadro attaccato al muro con i bordi arrotondati, con la cornice in legno spessa, con una stampa a 12 colori, naturalmente il risultato è veramente bomba. Mirko, tu hai avuto modo di parlare con i tuoi clienti? Parlare con i clienti sin da subito perché ero molto curioso di avere un feedback al primo ordine, quindi appena visto i primi ordini arrivare ho contattato direttamente i clienti per dire dammi subito il tuo feedback su come sta andando la procedura, perché quello che tu mi dirai poi io lo riporterò al mio centro stampa, e così è stato. Quindi appena sono partiti i primi ordini, neanche tempo 2 giorni, al cliente è arrivata la sua busta con il mio logo, tutto perfetto, tutte le stampe senza bisogno di dover lavorare prima, quindi il lavoro che c'era prima era in mano, filigrana, non filigrana, formati, foto che bisognava ritoccarle per il formato, perché a volte il cliente chiedeva un formato e la foto era leggermente più piccola, più grande, quindi adesso il cliente 2 giorni fa ordine, paga, in 2 giorni ha le foto a casa, quindi contentissimi e contento anch'io. Bene, bene. Grazie per il tempo che ci avete dato a disposizione, perché oggi la cosa più importante è ringraziare la gente per il tempo, perché veramente è diventato poco. Per le belle parole e vogliamo concludere, magari vi salutiamo così vi lasciamo i vostri impegni e vi abbiamo promesso un'ora e un'ora, siamo ad un'ora spaccata. Sono ancora tutti online, quindi a voi vi metto solo da parte perché con Gianmarco facciamo degli annunci.
però visto che sono stati tutti rispettosi nei nostri confronti, diamo degli annuci potenti. Scusami Mirko, diamo degli annuci potenti. Ti ho chiuso il telefono in faccia, non volevo. Quindi grazie ancora, noi ci sentiamo nei nostri canali di assistenza, promozione o telefoni personali. Assolutamente, vorrei rubare l'ultimo secondo anzi ringraziando di persona e in diretta proprio Andrea, Giovanni e tutto lo staff che siete veramente top, perché è capitato anche di contattarvi il sabato e la domenica quando ero un po' in crisi con delle problematiche e avete risolto alla grande senza battere ciglio, quindi grazie mille a tutti e il lavoro che state facendo è veramente stupendo, grazie mille. Grazie a te. A presto allora ragazzi, noi ci sentiamo dopo. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao Davide.